forte notizia al finale, stavolta sul meteo. In effetti sta per iniziare una forte ondata di caldo africano in tutta l'Europa e non solo in Italia, quindi a rischio tanti paesi, perfino in Svezia e in Finlandia superati abbondantemente i più 30 gradi. Quindi ragazzi, stanno cuocendo in tutto il mondo, quindi infatti oggi dicono che a partire proprio da oggi la situazione peggiorerà pure, quindi non so dove arriveremo, non lo voglio neanche sapere la verità, però nel corso a partire da oggi la situazione peggiorerà fino a sabato. Quindi ragazzi, diciamo che da giovedì fino a sabato, già da stamattina non si capirà più nulla, perché se ieri stavamo morendo, oggi mi immagino farà peggio e domani ancora peggio. Quindi ci aspettano temperature pomeridiane di oltre molto i 40 gradi, 43, 44, 41. Diciamo è un problema Francia, Germania, Finlandia, cioè non è solo l'Italia alla fine, Io pensavo che era un problema pure Belgio, Svezia, dappertutto ragazzi. Diciamo che da mercoledì diciamo 24 e fino a sabato la situazione è destinata ad aumentare. Gli effetti domani anche il caldo arriverà in Regno Unito, in Francia, cioè ragazzi proprio non si capisce. Svezia, Norvegia, Finlandia. Guardate che io qui ho lavorato sia in Svezia, Norvegia e Finlandia e vi posso assicurare ragazzi che 30 gradi non li ho mai visti personalmente. Vi posso assicurare che io quest'anno qui non sono andato in effetti, quindi poi sono sempre stato Finlandia, Norvegia e Svezia. Vi posso assicurare ragazzi che lì l'estate fa freddo, non è che fa freddo, però non si superano queste temperature che io sto leggendo, quindi è poco ma sicuro. Mi ricordo benissimamente, non mi posso mai scordare, a Rovaniemi il giorno di agosto stavamo a meno 12 se non mi sbaglio. Pensate un po' ragazzi, quella è la città di Babbo Natale. Vabbè, stiamo in Lapponia, lì stiamo sopra la Finlandia, in effetti proprio a nord, però voglio dire non so temperature normali. Per me i finlandesi secondo me se la stanno vedendo nera, anche perché lì i climatizzatori ragazzi non ci sono. Lì in tutte le case ci stanno le saune, pensate un po'. Quindi non ci sono climatizzatori, perché là ci sono i termosifoni a ghisa, perché di solito fa freddo e quindi si accendono i termosifoni, quindi già immagino come stanno. Quindi ragazzi, purtroppo le temperature sono destinate ad aumentare a partire già da oggi ancora di più di quello che già sta succedendo, quindi perlomeno fino a sabato e domenica sarà così. Poi dicono che poi crolleranno queste temperature, però sinceramente ragazzi io non ci credo manco più. Quindi poi vediamo, sempre arriva sabato e domenica. Quindi il problema, come dicono pure diciamo gli esperti, i meteorologi, che è l'umidità che sarà quella lì più, diciamo, che farà sentire questo caldo. In effetti, a parte l'ondata di caldo africano ragazzi, il problema è che arriva aria umida qui. Il problema è proprio quello, l'umidità, quindi 40 gradi e tu ne percepisci 50, questo è il problema. Ieri mi ricordo benissimamente tutte le finestre della casa aperta, mi pensavo che stavo nel deserto, sai quelle ventate d'aria bollente, così. 3 ventilatori accesi ragazzi, girare aria proprio quando fai l'acqua sulla pasta, che metti e devi buttare la pasta, così. Una cosa proprio inaudita, non lo so, boh. Verso sera hanno cominciato a starsi un po', ma un pochino, ma poi vi dico io, già dalle 11 e fino alle 5 e mezza 6 ragazzi, secondo me oggi la vedo veramente. Non sono le 9 e vabbè, ma tra un paio d'ore faccio vedere che succede qua. Vabbè ragazzi, quindi massima attenzione, bevete molto, mangiate leggero, mangiate cose rapide, senza elaborazioni tipo come le faccio io, quelle cose pesanti.
quindi cercate di mangiare l'insalata di pomodoro, l'insalata verde, queste cose qua diciamo che non appesantiscono lo stomaco, quella è la cosa, di non appesantirsi, quindi di mangiare leggero, di bere molto, perché anche se potete via qualche integratore a livello, che ne so, comprate l'Energate, queste cose diciamo che fanno assorbire potassio, magnesio e tutte queste cose che servono al nostro organismo, quindi sali minerali, queste cose qua, quindi se potete prendete queste bevande oppure comprate un integratore in farmacia e fate prima, quindi per non perdere il potassio, perché il potassio comunque fa bene al cuore e ai muscoli, e quindi è meglio che sia presente. Vabbè ragazzi, vi auguro una buona giornata, una buona sudata a tutti quanti come a me. Quindi un saluto a chi sta lavorando, a chi non sta facendo niente, a chi sta male. E come sempre ragazzi, ci sentiamo al prossimo video, sperando stavolta di dire finalmente piove, oppure che ne so, se è abbassata la temperatura di 10 gradi, di 15 gradi. Questa è la bella notizia che devo dare. Domani 15 gradi in meno, ma che sarebbe una bella notizia questa. Se purtroppo ragazzi non la farò sicuramente, lo so. Vabbè ragazzi, a parte gli scherzi, buona giornata a tutti e massima attenzione sempre al caldo. Se state a mare bagnatevi sempre i capelli, che si piglia insolazione come diciamo noi qua, cioè si prende l'insolazione come in italiano ragazzi. Poi io l'italiano sto un po' bisticciato, quindi a volte mi viene facile parlare napoletano, quindi vi auguro una buona giornata e ci sentiamo. Ciao a tutti ragazzi.